Presidente, ANARF è un'associazione gloriosa che ha molti anni di vita, anzi decenni di vita. Oggi si presenta qui al Festival delle Foreste con una sua iniziativa importante di livello non solo nazionale ma anche europeo. Oggi sì, esattamente così, oggi ci siamo presentati qui al Fiere Festival delle Foreste di Longarone che si tiene nell'hangar, perché abbiamo voluto portare un tema, dibattere su un tema sicuramente molto sentito, il ruolo delle foreste in un bilanciamento tra aspetti ambientali ed aspetti economico-sociali. Questo è un tema che a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale è sempre molto discusso e combattuto. Cioè la foresta oltre alla foresta per come l'abbiamo sempre intesa fino ad oggi. Per noi le foreste sono tutte, le foreste hanno bisogno di essere gestite, gestire una foresta vuol dire prendersi la responsabilità di capire come questa foresta possa essere utilizzata al meglio per dare quei servizi ecosistemici, per dare quei contributi alla società sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista economico-sociale. Quindi la foresta ha un ruolo centrale assolutamente per le politiche europee nazionali future. Oggi un nuovo socio entrerà a far parte della compagine di ANARF, quindi a fianco alle regioni che già sono presenti, Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia, la Sardegna, la Puglia e la Basilicata, entrerà anche un'associazione che è l'Associazione delle Foreste di Pianura, per rappresentare anche quel mondo in fortissima crescita e che deve essere assolutamente supportato, delle foreste che devono tornare ad esserci anche nel territorio di pianura. ANARF rappresenta l'Italia in un consesso europeo importante che si chiama EUSTAFOR. EUSTAFOR è un'associazione che raggruppa i gestori delle foreste statali europei. Quindi ANARF c'è di diritto, anche se ha una dimensione diciamo in termini di boschi e di raccolta boschiva che non è magari all'altezza di altri paesi europei, però è molto rappresentativa ANARF perché trovandosi nella parte meridionale dell'Europa, e l'Italia un territorio allungato nel Mediterraneo, rappresenta degli aspetti, delle problematiche, delle caratteristiche che altre regioni dell'Europa sicuramente non hanno, quindi siamo contenti di partecipare, partecipiamo anche in maniera molto attiva e daremo il nostro contributo perché questa associazione sia sempre più forte ed importante a Bruxelles. EUSTAFOR è l'associazione che rappresenta le foreste pubbliche sia a livello europeo che pan-europeo. Siamo l'associazione che comprende 36 organizzazioni di diverso tipo, da soggetti europei e non europei, che opera soprattutto nel campo della politica, e siamo un'interfaccia tra i membri che operano a livello nazionale nel dibattito delle politiche e i processi europei. Il nostro ruolo è quello di dare, con l'esperienza dei nostri membri, il supporto ai policy maker a livello europeo per portare nuovi elementi poi anche dal livello europeo a quello degli Stati membri sulla gestione forestale sostenibile. Quindi è molto importante per noi prendere parte in questo tipo di dibattiti come oggi in Consiglio, perché allo stesso tempo impariamo dei problemi di ciascuna nazione e dobbiamo tenere a mente che l'Unione Europea è estremamente diversificata, che ciascun paese è diverso, nord europei da altri, e quindi da un lato rispetto i miei scopi statutari, ma sono anche qui per imparare e capire anche le aspettative e i casi di successo nella gestione in Italia. ANARF è uno dei 36 organizzazioni membri di EUSTAFOR. Il ruolo importante di ANARF è che coordina la cooperazione a livello nazionale in Italia, quindi coinvolge le diverse regioni, così come regioni esistenti in altri paesi, e questo è molto utile nel dibattito che si sviluppa dentro EUSTAFOR. Dall'anno scorso ANARF è un full member, questo si è tradotto nell'ingresso dei ruoli di ANARF nei direttivi, e da marzo il signor Alberto Negro è diventato membro esecutivo, uno dei 9 soggetti che gestisce l'esecutivo di EUSTAFOR. Allora, il convegno che abbiamo organizzato qui al Festival come
ANARF, a cui abbiamo partecipato come Veneto Agricoltura, aveva lo scopo di vedere se le famose 3 funzioni che hanno le foreste, quella economica, quella sociale, quella ambientale, soprattutto la conservazione della biodiversità, la conservazione del carbonio, eccetera, sono in conflitto, come pare siano. Se guardiamo la dimensione europea, ieri è stato mostrato quanto in conflitto siano, e oggi sta vincendo un approccio che sostanzialmente dice che le foreste non si toccano perché devono stoccare carbonio, devono tenersi dentro la biodiversità, e invece se ci possano essere delle forme di compatibilità tra le diverse funzioni, quindi se sia possibile ottenere contemporaneamente la funzione produttiva, produrre legno, produrre gli altri prodotti legnosi, il legno per l'energia, eccetera eccetera, e avere al tempo stesso una foresta usata dalla gente, dove avvengono tante forme di ricreazione, e avere al tempo stesso una conservazione dello stock di carbonio, la conservazione della biodiversità. C'è bisogno di più attenzione per le foreste in generale. Purtroppo in situazioni come quella italiana abbiamo alti e bassi, chiari e scuri, abbiamo un governo centrale che, grazie alla direzione foreste del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, dopo il testo unico sta dando chiare linee per andare in questa direzione, e dall'altra parte però abbiamo purtroppo in tante regioni una perdita di interesse per il settore forestale. Quindi sì, le foreste potranno dare i loro servizi multipli solo se ci sarà una forte volontà, se ci sarà un impegno da parte dei vari portatori di interesse. Qual è il contributo, che i boschi di pianura possono portare? Io penso che possano portare un contributo di comprensione, in alcuni casi in realtà anche di apprendimento, perché noi abbiamo appreso molto oggi in questo convegno, ma anche di concretezza e comprensione di quello che, appunto, visto che il tema era i diversi usi tra quelli ambientali, sociali ed economici, di come questo in pianura succeda in maniera molto importante, ma come anche in pianura si siano trovati già alcuni meccanismi, come dicevo prima, quelli in particolare della partecipazione delle comunità, per fare in modo che queste apprendano che i boschi sono dei soggetti vivi, e dall'altro lato che si cerchi di capire cosa si può raccogliere da queste istanze per far mettere insieme un po' le diverse anime, diciamo così, che hanno intenzione, mettono gli occhi sui boschi.